Assessore Corazzari, mostro del cinema, Hotel Excelsior, Padiglione Veneto, lei tutta la settimana che sta seguendo tantissime proposte artistiche e non solo di questo territorio. Un bilancio dopo questa prima settimana, Assessore? Tenete conto che abbiamo una novantina di appuntamenti in cui raccontiamo quello che in Veneto, nelle varie province, viene realizzato legato al mondo del cinema e dell'audiovisivo. Si tratta di un settore di straordinaria importanza per promuovere la nostra regione, per promuovere il Polesine, per raccontare le nostre eccellenze. Il Polesine è protagonista in questo caso, come oggi. E quindi un bilancio, oltre che positivo, in prospettiva per il Veneto, come la vedi? Allora, diciamo che abbiamo investito tanto, oltre 30 milioni di euro nel corso delle ultime programmazioni dei fondi europei destinati ad attrarre le produzioni cinematografiche ed audiovisive in Veneto. Film, fiction, abbiamo 4 film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia che sono stati sostenuti anche dalla Regione del Veneto. Abbiamo una film commission regionale che abbiamo fortemente voluto costituire affinché diventasse sempre di più un punto di riferimento, un territorio meraviglioso dal punto di vista paesaggistico e culturale che rappresenta un set ideale per le tante iniziative che si realizzano in tutta la nostra regione. Quindi vi aspettiamo il Veneto, perché il Veneto è una terra ideale per il cinema e per tutto il mondo legato a questa meravigliosa e potentissima magia. Un'ultima domanda, Assessore. La voce di Rovigo è fondamentalmente il giornale del Polesine. Quando una fiction sul Delta del Po, sul Polesine in generale, ricordando che le fiction portano un valore aggiunto da 1 a 3, quindi un euro investito portano 3 euro di vantaggio economico. Assolutamente sì, sappiamo che investire nel mondo del cinema significa promuovere il territorio, generare flussi di turismo cinematografico, significa creare delle professionalità, delle maestranze sia artistiche sia tecniche, significa anche lasciare risorse sul territorio. In tutta la nostra regione abbiamo molte produzioni che riguardano anche il Polesine. Perché? Perché il Polesine ha una storia profonda e antica, un legame profondo con il cinema. I più grandi registi sono passati per il Polesine, da De Sica ad Antonioni a Rossellini, e continueremo anche per il futuro, perché non vi è nulla di più magico che la nostra terra e il nostro Polesine.